lascio perché vorrei tanto avere più tempo a disposizione per spendere vicino a voi, però purtroppo il tempo non c'è. Però non pensate che io non vi penso, vi penso sempre. Ok, l'applauso dopo. Se applaudite troppo non mangiamo mai. Comunque voglio cogliere l'occasione per, prima di tutto, come ho detto prima, di darvi il benvenuto, per darvi gli auguri di Natale e di Capodanno e voglio prendere questa occasione per dirvi che vi ringrazio molto per la vostra amicizia, la vostra fiducia e il vostro amore che mi date tutti i giorni. E io vi voglio dire che ognuno di voi ha un posticino nel mio cuore, vi voglio tanto bene. Adesso dobbiamo subito dare la parola all'amministratore di Villa Colombo. So ladies and gentlemen, Terry McFarlane. Thank you, Marilla. Buongiorno a tutti, buon Natale e felice buon best wishes. I'd like to thank Giovanni for his contribution today. I'd like to thank Marilla for all of the work that she does for all of you all year long. And I'm wishing you. Adesso a questo punto lo so che avete pregato. Abbiamo già detto la preghiera, no? Adesso diciamo di nuovo, Signor Dio, se ci possiamo prendere. Ringraziamo Dio che abbiamo visto un altro anno. E Dio ci vede questa stagione così bella e vi auguro un sincero buon Natale e un sincero anno nuovo, buon anno a tutti. E Dio ci benedice noi, ci possiamo prendere, abbiamo pace, amore. È tutto. Grazie, buon appetito. E adesso buon appetito a tutti. Di più mi hai fatto commuovere. Sì. Pensare un po' a noi, ma tempo non stiamo insieme, così. José che deve partire, così voglio farvi conoscere e fare un bel applauso per José Albert. E Sister Annie dal Prayer Elderly Center. Un bel applauso per Sister Annie per tutto il lavoro che sta facendo. Salam, Michael e Lee che lavorano con il Prayer Elderly Center. Melissa Ramirez, dove è andato Melissa? Ecco, Melissa e Lee e tutto questo gruppo lavorano con il
Vedi a cena. Ed è capogruppo lei. Hanno fatto diventare rossa. E poi abbiamo la signora Maria Costantino che ogni 2 o 3 giorni mi mette l'acqua alle piante. E qui? Questo signore è giovane come residente. Simpatica Samerella però, Che bravo. No, perché? Un momento di silenzio per favore. Carissimi, noi che frequentiamo questo istituto di Villa Colombo cerchiamo di capire l'importanza, ancora che alcuni siamo coscienti. Vi voglio dire quanto è importante per noi, per i nostri figli, se con noi si venissero a trovare difficoltà. Non andiamoli e cerchiamo di capirli, perché stressare del lavoro difficilmente ci rende facile la situazione. Dobbiamo essere noi a incoraggiarli e accettare se Dio mi dà lunghi giorni d'anzianità e capire la situazione. Frequentando ci rendiamo conto che noi qui all'Istituto di Villa Colombo stiamo in compagnia e assistiti da personale specializzato che sono a nostra disposizione. Ma basta dei figli una visita quando può essere, a frequentarci in modo che ce ne possiamo godere. Spero che mi date ragione. Io vi ho fatto una poesia che è proprio dedicata all'istituto, spero vi piacerà. Villa Colombo è una stella, per noi anziani è la cosa più bella. Stiamo tutti in compagnia, ogni gruppo è un'armonia. La solitudine non la sentiamo, con più coraggio la superiamo. Benedetti i componenti che degli anziani sono i serventi, stanno tutti in compagnia per tenerci in allegria.
Molto attiva la Mirella, di Villa Colombo è una stella. La poesia che ho studiato, ai componenti l'ho dedicato e specialmente ai collaboratori che all'istituto hanno dato il valore. E lo dico in verità, onorando tutta la società, e lo dico con amore, la mia poesia è nata dal cuore, scritta e fatta veramente vincente.